Tanti contagi, tanti tamponi, lo continua a ribadire Francesco Benazzi, che spiega anche come molti positivi ormai siano asintomatici e poi risponde alle dichiarazioni del professor Crisanti sulla variante inglese. Secondo il microbiologo padovano questa non sarebbe stata veramente trovata in Veneto. Io so per certo che lo zoo profilattico ha sequenziato, lo so dal dottor Rigoli, lo so dai colleghi, eccetera, che ha sequenziato anche qui nel Trevigiano la variante inglese, perché ci sono le persone che sono rientrate dall'Inghilterra, eccetera, per cui io credo che abbiamo diverse varianti oltre a quella inglese. L'unica via, ribadisce, cioè la chiave di volta, rimane la vaccinazione. Siamo pronti a continuare con gli over 80. Noi ci auguriamo poi che a questa grande squadra si aggiungano i medici di medicina generale che da quello che ho capito sono disponibili. Poi aggiunge: non abbassate la guardia proprio ora. Il vaccino si fa in 2 dosi, dalla prima dose alla seconda dose passano 21 giorni, quindi è importante assolutamente che in questo periodo si continui a usare le misure di precauzione, mascherina, distanza e lavaggio delle mani, è fondamentale. Sulla fascia arancione del Veneto Benazzi spiega: qualche beneficio sicuramente ci sarà, ma fondamentali sono le vaccinazioni e i comportamenti responsabili delle persone. Ricordo che ci sono state anche zone rosse che poi sono rientrate, voglio dire, in area difficile. Quindi credo che più di tutto dobbiamo puntare per sconfiggere questo virus alla vaccinazione.